grazie a voi che siete qui in questa sala e che avete sfidato le intemperie per venire ad ascoltare un ospite di eccezione, la cui conferenza questa sera offriamo alla collettività. Vi porto i saluti del Lions Club di San Daniele del Friuli, di cui sono il presidente pro tempore. Il Lions Club, come probabilmente saprete, è l'associazione di volontariato più grande al mondo, conta quasi 1,5 milioni di associati, è presente in più di 200 paesi e opera in alcuni settori di elezione, che sono l'ambiente, la salute, l'istruzione e la cultura. Il nostro obiettivo è fare volontariato, un volontariato puro, apolitico, non religioso e noi puntiamo anche a creare dei momenti di cultura, di informazione per magari sopperire a certe mancanze che avvertiamo talvolta nei mezzi di comunicazione, nei media in generale. Il tema su cui ci è piaciuto organizzare un incontro questa sera è in generale il tema dell'educazione finanziaria, declinato grazie al nostro relatore sulla materia della finanza comportamentale. Se guardiamo l'elenco dei ultimi premiati al Nobel per l'economia, troviamo diversi studiosi di questa branca, non so neppure se si possa dire dell'economia o della psicologia. E è un tema però su cui non si fa molta attività di divulgazione, ma è un tema in realtà che riguarda noi tutti da vicino nella nostra vita quotidiana e non soltanto nelle scelte di investimento economico, patrimoniale. E quindi ci piaceva coinvolgere la collettività in una serata in cui si facesse un po' di divulgazione su questo tema e ovviamente non potevamo scegliere relatore migliore di Ruggero Bertelli, professore ordinario dell'Università di Siena, il quale ci ha dato la sua disponibilità non solo per l'incontro di stasera, ma anche per un incontro che si terrà domani mattina in questa sala, dedicato alle classi quarte e quinte dell'Istituto Scolastico Manzini, perché così come mancano approfondimenti sui mezzi di comunicazione, nei media per adulti su questo tema, mancano anche approfondimenti sulla stessa materia nei curriculum scolastici degli studenti delle superiori che si avvicinano all'istruzione universitaria o al mondo del lavoro. Non voglio rubare altro tempo al nostro relatore, per cui vi ringrazio ancora una volta e passo la parola al nostro socio Gabriele Turissini che condurrà la serata con Ruggero Bertelli. Grazie a tutti. Oggi pomeriggio gli scrivevo come stava andando la traversata perché da dove è partito pioveva e ha trovato acqua lungo tutta la strada, però mi piaceva farvi capire un attimo da dove esce il rapporto, da dove nasce il rapporto con Ruggero. In realtà devo dirvi che al di là della conoscenza che avevamo, quello che ci ha cominciato ad unire è stata questa rivista che nel 2014 abbiamo pensato di mettere assieme perché pensavamo che nel panorama italiano mancasse uno strumento che potesse essere periodicamente di aiuto, di supporto ai colleghi bancari, assicuratori, eccetera. Per cui abbiamo messo in piedi questa rivista che è durata 5-6 anni. Poi è naufragata il giorno prima del Covid, perché noi eravamo di qua della collina di Vo e assieme abbiamo deciso che era il momento di chiudere perché in realtà non trovavamo gli sponsor per poter andare avanti. In realtà con Ruggero mi lega anche un altro fatto di cui non finirò mai di ringraziarlo. Da quella rivista lui ha scritto questo libro che consiglierei a tutti voi di leggere comunque, ma all'interno di questo libro, in maniera inattesa, ho trovato la dedica anche a me e a Daniele Bernardi, che è un'altra persona che collaborava con la rivista, per cui
effettivamente i legami erano questi due. Poi ne è nato un altro, in realtà, quando nel corso di un'intervista che gli feci durante il Covid ogni 15 giorni facevamo un'intervista di divulgazione, diciamo così, finanziaria su vari temi, e parlavamo di portafogli organizzati, e io dissi, Ruggero, mi è venuta questa idea, lui è di Siena, dovete immaginare questa è Monteriggioni, che è sulla via Francigena, a un tiro di schioppo da Siena, che io ho visitato per la prima volta a maggio dell'anno scorso, per l'esattezza, mai visitata l'avevo, però perché voi abbiate un'idea, così cominciamo a introdurci sull'argomento. Perché mi lega questo a Ruggero? Perché l'idea che ho io di quando uno investe, dovrebbe costruire dei portafogli solidi, che sono chiusi dentro le mura di una città come questa, come Monteriggioni, e noi dovremmo essere in grado, noi operatori in genere, di chiudere i ponti levatoi della città e non permettere agli risparmiatori che decidono di iniziare un investimento di aprire i ponti levatoi prima del tempo obiettivo che ci eravamo dati. Quando Ruggero vide questa cosa, disse una cosa che è una figata pazzesca, cioè mancava quello per chiudere alla grande il pensiero. E cosa dicesti allora? Ti ricordi? No. Allora dicesti che se voi volete uscire dal vostro portafoglio di investimento prima che il tempo sia giunto a maturazione, voi dovete lanciarvi dalle mura della città, certo. Per cui non potendo uscire perché il ponte levatoio è chiuso, voi dovete lanciarvi dalle mura delle città con tutti i problemi conseguenti, perché con mura alte 18-20 metri potete immaginare cosa accadeva. Questo per legare quello che era il discorso del tempo degli investimenti che rimangono correnti, non farsi condizionare. Perché? Perché l'essere condizionabili è fondamentale, e vi garantisco, qui in sala ci sono anche clienti eccetera, io lo dico, lo peso sulla mia anima, oltre sul mio modo di lavorare, perché molto si impara dalla teoria, sicuramente molto, è necessaria, molto si impara dall'esperienza, ma ahimè, voi dovete immaginare che la cosa su cui si impara di più sono questi. Perché purtroppo gli errori sono quelli che ci portiamo dietro regolarmente. Io vi ho fatto vedere questo grafico qui molto semplice, vedete, non vi svelo il segreto ancora. Ci sono questi numeri, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 tipi di investimento diversi, poi cerchiamo di svelarli dopo, ma per adesso rimangono lì. Io volevo farvi vedere solo questo personaggio qua, perché questo a me ha aperto un mondo quando ho cominciato a studiarlo, ma in realtà lui diceva semplicemente queste cose qua, vedete? Che investire, che è quello che vi dirà stasera Ruggero, è semplice, e dici, è facile parlare, però se io penso che 2 anni fa il prodotto che gestisce lui era esattamente qui, e oggi siamo sotto ancora del 10%, sì, è facile dire investire è facile, investire è semplice. Però se voi guardate adesso questo quadratino giallo, e io ve lo metto dov'è, che cosa rappresenta, questo è il quadratino giallo che voi avete visto. In realtà se io vi faccio vedere l'intero, questo è. E allora, tornando a lui vi dice, è semplice, però non è facile. Perché? Perché rimanere dentro le mura di Monteriggioni senza buttarsi dai 18 metri pensando di non farsi male, purtroppo è sbagliato, perché purtroppo noi quando investiamo siamo sempre condizionati da questo giro. Quando i mercati salgono è ovvio che ci viene voglia di investire, quando scendono inevitabilmente ci viene voglia di vendere, e quando risalgono, chiaramente quando compreremo, quando siamo arrivati qua sopra. Perché qua sotto tutti siamo terrorizzati, se funziona, sì, eccolo, qua sotto siamo terrorizzati e chiaramente ci porta a compiere errori sistematici. Ultima slide, solo per farvi capire qual è l'obiettivo della serata. L'obiettivo della serata è questo. Questa è una bellissima slide che JP Morgan pubblica periodicamente e ci fa vedere quali sono i rendimenti medi che si ottengono sui mercati in termini temporali molto lunghi. Vedete? Questa è un'analisi fatta a giugno 22 e tiene conto 20 anni di periodo. Vi faccio vedere, guardate.
Sui mercati emergenti il rendimento medio su questi 20 anni sarebbe stato il 10%, sull'indice americano il 9,5%, sulle small cap il 9%, sui titoli obbligazionari rischiosi comunque l'8%, su un portafoglio diversificato il 7%, sulle azioni dei mercati sviluppati il 6%, su un portafoglio diversificato prudente il 6%, sulle obbligazioni il 4%, comprando case il 4%, guardate quanto ha reso a un investitore americano medio? Dici, come è possibile? Se tutte le asset class hanno reso di più, perché all'investitore, non all'investitore, anche a noi professionisti del settore, cioè mi metto io in primis, perché abbiamo questi risultati? Perché guardiamo prima la pancia che non quelli che sono i numeri del mercato che avete visto prima. Per cui il progetto della serata e obiettivo è quello di fare in modo che quando uscite di qua voi siate consapevoli del fatto che l'investitore medio che ottiene un risultato del 3,6 diventi negli anni a venire un investitore medio che ottiene il risultato di un portafoglio, diciamo, mediamente diversificato. Questa ve la risparmio, non mi interessa. Arrivo qua per ritornare alla slide di prima, perché questi sono un investimento che vedete 200 anni di investimenti, per cui proprio una vita, 20 vite, e guardate cos'è la cosa che avrebbe comunque reso di meno, cioè tenere i soldi sui conti correnti comunque vengono erosi dall'inflazione, anche l'oro non avrebbe fatto chissà che di numeri colossali, le obbligazioni uguale, perché ricordiamoci sempre che noi siamo molto legati a questo ambiente, ma dobbiamo pensare che in questo ambiente noi stiamo prestando soldi a indebitati. Vi è chiaro? Cioè se compro un BTP legittimo con i tassi attuali, in realtà io sto prestando soldi a una struttura che ha 2.850 miliardi di debiti, per cui tutte le obbligazioni voi prestate soldi a un indebitato, mentre se io penso che questo sia un investimento rischioso, è vero, se il rischio è inteso come quanta sofferenza mi porta e quante volte vorrei buttarmi dalle mura di Monteriggioni, ma in realtà è l'unico modo per noi per diventare soci di tutte le più importanti aziende del mondo. Cioè non prestiamo soldi a nessuno, ma diventiamo loro compagni di ventura. Per cui qua io avrei finito l'introduzione. Ruggero, poi io ti interromperò per strada ovviamente e vi lascio con lui ovviamente. Grazie. Eccolo. Bene, buonasera anche da parte mia e grazie naturalmente a Gabriele per l'invito, per la cortesia, per le cortesi parole. Poi in realtà lui è straordinariamente bravo e quindi è chiaro che adesso il mio compito diventa difficile. Però lui è un professionista, un consulente di grandissima esperienza. Il problema è di grandi capacità naturalmente, di grandi capacità comunicative. È il problema che noi siamo investitori. Noi siamo quelli che poi prendono le decisioni. Lui ci guarda, ci dice ma devi fare questo, devi attento, non devi buttarti giù dalle mura di Monteriggioni. Sì, ma noi abbiamo paura. E quando abbiamo paura facciamo anche delle cose sbagliate. Però pensiamo che in quel momento siano cose giuste da fare. Ecco, il tema sul quale noi investiremo la nostra oretta di riflessione è questo: cosa vuol dire investire in condizioni di incertezza? Perché noi questo percepiamo incertezza. E allora a me piacerebbe cambiare il titolo di questa presentazione in investire in condizioni di certezza. Dobbiamo chiedere è certo? È sicuro? E chiaramente lui ci guarda sorridendo perché pensa che sia la domanda sbagliata, cioè, ma cosa mi chiedi? Per noi è importante e noi vorremmo da te la certezza. E però lui comincia a dirci qual è il tuo profilo di rischio, si sdrai, lei cosa fa nella vita? No, noi non abbiamo capito, io voglio la certezza, il rendimento. E lui dice, il rendimento è una cosa vaga, c'è rendimento e rendimento. Ho capito, ma io voglio il rendimento. Ecco, è chiaro che il concetto è quello di un investitore che deve prendere delle decisioni che non sono per niente facili o vengono percepite come qualcosa di molto
difficile. E qui ci aiuta la finanza comportamentale. La finanza comportamentale è quella disciplina scientifica a cui faceva cenno prima Gabriele, e è questa disciplina scientifica che è un po' un mix, lo si diceva prima, tra la psicologia cognitiva e la finanza. E sì, perché qui bisogna vedere come la nostra mente funziona. E pensate che ci sono fior di premi Nobel che si occupano esattamente di questo tema, come noi prendiamo le decisioni in condizioni di incertezza. E questa consapevolezza ci può aiutare a capire come potremmo prenderle meglio. Guardate, voglio farvi vedere una cosa importante, perché noi dobbiamo conoscerci. Noi siamo forti, siamo persone in gamba, siamo seri, siamo onesti, siamo degli madri e padri di famiglia splendidi, però c'è qualcosa nella nostra mente che ogni tanto ci confonde, e questa confusione, quando parliamo di investimenti, ci può portare a fare degli errori. Guardate questo filmato, osservate. Ecco, quello che vediamo non è esattamente come lo vediamo, Guardate. Alle volte vorremmo cambiare direzione, ma la freccia segna sempre la stessa direzione. È difficile cambiare, è difficile non vedere. Guardate, qui è chiaro quello che stiamo vedendo, sembra chiarissimo. Non è così. La realtà dipende dalla prospettiva. Alle volte perfino quello che specchiamo è diverso da quello che vediamo allo specchio. Guardate qua. È una questione di prospettiva. Gli spigoli sono da una parte e nello specchio non ci sono più. Oppure eccoli che adesso sono nello specchio e non sono dall'altra parte. È strano come certe volte noi vediamo salite dove non possono esserci. Diciamo no, non ce la posso fare, è in salita. Non è possibile, la vediamo salita, ma è discesa per forza. Quella palla non può salire. Come faranno queste palline a stare in equilibrio sul tetto? Chissà quale sistema magnetico c'è che le tiene in equilibrio. Ma no, è il tetto che è diverso, molto diverso da come lo vediamo, molto diverso. La realtà dipende dalla prospettiva. Guardate questa pallina che sembra salire mossa da qualche forza magnetica misteriosa. Noi ci stiamo chiedendo: ma come potrà salire questa pallina? È impossibile. No, in realtà si tratta di discese, non di salite. Si tratta di discese, molto semplice. Ecco perché questa barretta rossa passa tra i due fori. Ci passa perché quello che vediamo non è esattamente come lo vediamo, è diverso ed è tutto spiegato. Vedete come diventa semplice, ma diventa semplice se la realtà che ci circonda la percepiamo in modo corretto, altrimenti diventa tutto complicatissimo, perché vediamo cose che non sono vere e poi prendiamo decisioni sulla base di cose che non sono vere. Vi presento Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia nel 2002. Premio Nobel per l'economia, è uno psicologo. Quando uno psicologo prende un premio Nobel per l'economia, c'è qualcosa di strano, no? C'è qualcosa di strano. E cosa? Beh, vi faccio vedere questo libro che è splendido, è un libro meraviglioso, Pensieri lenti e veloci. Se avete voglia di leggerlo, non parla di finanza, parla di come noi prendiamo le decisioni, è veramente un viaggio nella nostra capacità di prendere decisioni. Questo libro io qualche tempo fa l'ho fatto leggere a mio figlio Gianmarco, oggi ha 33 anni, lui è un ingegnere meccanico, di quelli che per lui le cose sono bianche o nere, tutto è governato dai numeri. Non so se c'è qualche ingegnere in sala, ma o se avete figli, sono così, è terribile, sono veramente incredibili. Ecco, gli ho detto: guarda Gianmarco, leggiti questo libro che ti può far bene. In effetti ancora oggi mi ringrazia di averglielo fatto leggere qualche anno fa, perché dice: babbo, questo libro è splendido. E dico: certo, non è che l'ha scritto una persona a caso. Vi suggerisco veramente di leggerlo, perché cambia una prospettiva e insegna veramente molte cose. Ovviamente le insegna come un premio Nobel straordinario è capace di fare. Tra le cose che Daniel Kahneman insegna c'è la dominanza della negatività. Noi siamo appassionati, catturati, ipnotizzati dal negativo. Se alla televisione dicono qualcosa di brutto, ma veramente brutto, noi rimaniamo incollati al televisore. Se dicono invece cose belle, siamo più contenti, ma cambiamo canale. Quando sulla app del meteo, a proposito di meteo, quando sulla app del meteo c'è scritto ciclone, noi clicchiamo subito.
Se c'è scritto bel tempo, vabbè, se è bel tempo cambiamo app, non leggiamo quella, però abbiamo cliccato. Siamo dominati dalla negatività, ci piace il negativo. Questo ha delle conseguenze importanti, Secondo questo psicologo, che è citato da Kahneman, basterebbe la presenza di un unico scarafaggio a rovinare del tutto il carattere invitante di una ciotola di ciliegie, mentre una ciliegia non farebbe niente a una ciotola di scarafaggi, non c'è alcun dubbio. Di fronte a questa immagine noi stiamo rovistando tra gli scarafaggi e qui c'è una splendida ciotola di ciliegie. Qual è la conseguenza di questo? Beh, la conseguenza di questo è importante. Le minacce, sapete che di minacce ce ne sono sempre in giro, c'è sempre qualche minaccia. Le minacce ci spaventano, anche se sono lontane, sfocate, non le vediamo bene, ci spaventano. Le opportunità invece, per coglierle, vogliamo vederle nitide nitide. Allora voi capite che mentre noi scappiamo per paura di quello che sta accadendo, beh, dietro di noi ci sono delle opportunità straordinarie che però non riusciamo a vedere. Non riusciamo a vedere per colpa della nostra mente, perché la prospettiva non ci consente di vedere le opportunità e vediamo solo le minacce e commettiamo quegli errori che il professionista ci ha appena sculacciato, cioè, guardate cosa combinate voi. E beh, per forza. No, per forza. Le perdite, dice Kahneman, contano per la nostra mente il doppio dei guadagni. Noi quando perdiamo dei soldi soffriamo il doppio di quello che siamo contenti quando guadagniamo. Quindi è evidente che è molto difficile essere contenti dei propri investimenti finanziari, perché i mercati, lo sapete, i mercati oscillano. No, fanno così, oscillano. Cosa vuol dire oscillare? Vuol dire scendere e poi salire. Ma se noi applichiamo questa regola, quando scendono noi non li vediamo scendere, li vediamo crollare. E infatti sui giornali preferiscono scrivere, così noi siamo tutti attenti, bruciati, no? Bruciati è terribile, cioè bruciati, quando i soldi sono bruciati e non ne hai più, sono spariti. Ma non è vero, è assolutamente vero, non sono bruciati, oscillano, tornano giù, poi tornano su. Ma se noi applichiamo questa regola è chiaro che siamo molto scontenti, molto tristi. E quindi andiamo da Gabriele e siamo molto arrabbiati. Non so se anche voi avete in tasca, sicuramente sì, quella app che vi collega direttamente alla vostra banca, tutto il patrimonio minuto per minuto, che uno legge, vediamo come va, uno apre. Secondo voi quando l'apriamo l'app? Quando le cose vanno bene? No, quando vanno bene andiamo fuori a cena, pranzo, e chi la guarda l'app? Appena però al telegiornale dicono qualcosa di strano, c'è qualche cosa di pauroso, subito a vedere, vediamo come vanno i nostri soldi. È chiaro, è come aver cliccato sul meteo che scrive ciclone, non c'è niente da fare, clicchiamo e quindi guardiamo. Attenzione però, tutte le volte che nella nostra app vediamo una perdita, soffriamo il doppio di quando vediamo dei guadagni, che comunque non andiamo a vedere perché non apriamo l'app quando guadagniamo. Quindi siamo molto arrabbiati. E andiamo da Gabriele a dire: ma qui io sto perdendo tutti i miei soldi, se va avanti così perdo tutti i miei soldi. Beh, non va avanti così, oscilla già. Daniel Kahneman dice: in condizioni di incertezza noi commettiamo sistematici errori. In condizioni di incertezza noi commettiamo sistematici errori. E purtroppo le condizioni di incertezza sono sempre. Tutta la nostra vita è fatta di condizioni di incertezza. Noi abbiamo sempre preso decisioni in condizioni di incertezza. Un giorno nella nostra vita abbiamo preso una decisione in condizioni di incertezza. Abbiamo deciso di sposarci. Pensate un po'. Cioè, capito? Guardi avanti, è bello, bellissimo, no? Questa è una decisione in condizioni di incertezza, ma noi la prendiamo, assolutamente, la prendiamo, è una decisione in condizioni di incertezza. Se nostro figlio o nostra figlia deve scegliere di studiare all'università, sceglie in condizioni di incertezza. Non è che dice adesso aspetta, vediamo, non vediamo niente, è il momento di iscriversi all'università. Dove vuoi andare? Cosa vuoi fare? È una scelta in condizioni di incertezza. Non sappiamo come va a finire, però prendiamo una decisione. Tutte sono scelte in condizioni di incertezza.
Dobbiamo stare molto attenti perché, dice Kahneman, in condizioni di incertezza o in condizioni che percepiamo di incertezza, noi commettiamo sistematici errori. Tra gli errori più frequenti, Gabriele lo ha già citato, c'è quello di tenere i soldi sul conto corrente. Perché teniamo i soldi sul conto corrente? Perché li vogliamo vicini. Perché i soldi sul conto sono vicini. Se noi potessimo, li metteremmo sotto il materasso. Ma siccome ci dicono che sotto il materasso poi c'è l'umido, l'umidità, ci tocca, pensate un po', tenerli in banca. Però li teniamo in conto corrente perché sono vicini. Così li possiamo prendere quando vogliamo. Pensate quanto sono vicini, no? Vicini. Abbiamo paura, no? Noi con i nostri soldi abbiamo un rapporto un po' strano, che è un rapporto come quello che abbiamo col nostro figlio o i nostri figli. Io quando Gianmarco, si chiama Gianmarco il bambino di 33 anni che citavo prima, quando Gianmarco era piccolino, insomma aveva 12, 13 anni, 10 anni, per lui volevo due cose. Certo, lo volevo proteggere, però lo volevo anche vedere crescere. Crescita e protezione, tutte e due. Il nostro figlio è così. Quindi quando lui ci ha chiesto di andare fuori a studiare all'estero, di stare un anno in Cina a 18 anni, cosa volevi fare? Lo volevi tenere a casa e proteggerlo o lo volevi vedere crescere? Chiaramente crescere, vai! Però ragazzi, altro che conto corrente, la Cina era lontana, Eppure è andato, molti dei nostri ragazzi ormai già alle superiori vanno a farle fuori lontano. Altro che soldi vicini sul conto. Ma perché lo facciamo? Perché devono crescere. E questo è un modo straordinario di farli crescere, perché quando poi tornano a casa dopo questa esperienza, li guardiamo e diciamo: sei cresciuto. Certo, è ovvio che è cresciuto, non c'è. Era ovvio anche prima, E infatti l'abbiamo fatto andare. I nostri soldi no, li teniamo sul conto a letto, chiusi in casa, a doppia mandata, così tranquilli, sono protetti. Saranno protetti, ma non crescono. E invece devono crescere i nostri soldi. Quindi quando percepiamo paura, noi cosa rispondiamo in un modo strano? Chiudiamo a casa i nostri soldi, impedendogli di crescere. Allora, paura oppure prudenza? Bisogna stare attenti perché noi confondiamo la prudenza e la paura. Sono due cose molto diverse. Si è prudenti per non aver paura. Uno perché è prudente? Perché non deve aver paura. Uno si fa gli esami del sangue ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, dipende dal tipo della situazione. Ti fai gli esami del sangue perché? Perché sei prudente. E gli esami vanno bene. E tu te li fai. Vanno bene. Uno ti chiede: scusa, ma se vanno bene perché li fai? Perché sono prudente. Perché nel momento in cui arriva il segnale, se 6 mesi prima non c'era, è una grande notizia per il medico al quale farai vedere gli esami. Se invece non ti senti bene, stai così, vai dal medico e lui ti dice: da quanto tempo non ti fai gli esami? 4 anni. Sarebbe il caso tu li facessi, cocchino. Ti fai gli esami e vengono male, ecco che hai paura. Ci credo. Perché hai paura? Perché non sei stato prudente. Devi essere prudente, non aver paura. Sono due cose diverse. E io sono convinto che tutti i clienti di Gabriele sono prudenti. Tutti sono prudenti. Perché? Perché seguono le regole della prudenza. Una di queste è la prevenzione, l'esame del sangue, il comportamento corretto. Siamo dissipatori impazienti o pianificatori lungimiranti? Dai, a occhio, vi vedo poco perché, aspetta, mi sposto un po'. Siamo dissipatori impazienti o pianificatori lungimiranti? Su. No? Io direi tutti pianificatori lungimiranti. Oddio, insomma, non è proprio sempre, no? Alle volte, no? Dissipatori impazienti o pianificatori lungimiranti. Insomma, c'è sempre Gianmarchino lo nomino sempre, mio figlio, perché vive lontano, quindi come si fa, no? Uno c'ha sempre questo, ti si scalda il cuore quando lo nomini, no? E lui è un personaggio di quelli che, insomma, benessere oggi o benessere domani? È una domanda importante, Benessere oggi o benessere domani? Benessere oggi o benessere domani? Dai, la risposta è semplice. Benessere oggi e benessere domani, giusto? Benessere oggi e benessere domani.
siamo tutti pianificatori lungimiranti, però dobbiamo stare attenti perché naturalmente le tentazioni sono forti, per cui passi da Monteriggioni, mio figlio tutte le volte che passa da Monteriggioni si ferma non per andare su in paese, ma perché verso Siena, da Firenze verso Siena a Monteriggioni, c'è il bar dell'Orso, e il bar dell'Orso ha la migliore finocchiona di tutta la Toscana, e la finocchiona è un salume straordinario, capito? Ecco, benessere oggi o benessere domani? Benessere oggi e benessere domani, quindi ogni tanto è bene non fermarsi al bar dell'Orso a mangiare il panino con la finocchiona, su! E tutte le volte che passo io, che vado a Siena a fare lezioni, dice: babbo, ti fermi? No, gli faccio: no, non mi fermo al bar dell'Orso, c'è, sono contento che ci sia, ma non mi fermo, perché cerco con tanta fatica di essere un pianificatore lungimirante. Cosa vuol dire essere un pianificatore lungimirante? Vuol dire essere consapevole della fase del ciclo di vita nella quale si trova la mia famiglia. Già, questo è importante. Qui c'è un'immagine, no? Ci sono i genitori, magari insomma avranno 40-50 anni, hanno figli ancora piccoli e hanno magari i genitori anziani. I figli piccoli hanno bisogno di affetto e tendenzialmente credo anche di soldi. I genitori anziani, speriamo, non abbiano bisogno di soldi, certamente hanno bisogno di affetto, giusto? E insieme noi vogliamo anche goderci la vita e siamo quelli nel mezzo. Insomma, la famiglia sandwich è un'immagine abbastanza interessante, no? Dove la pianificazione finanziaria è estremamente importante, no? Estremamente importante. Ecco, è chiaro che io devo essere consapevole della fase del ciclo di vita nella quale si trova la mia famiglia. C'è poco da fare, no? Questo è importante, perché devo avere presenti le mie risorse attuali e prospettiche per raggiungere i miei obiettivi. Devo saper prendere delle decisioni di investimento di lungo termine. Già, tutte le nostre decisioni sono di lungo termine, no? C'è niente da fare, perché noi siamo persone che vivono a lungo, per fortuna, giusto? Dico una cosa antipatica, ma noi non possiamo confondere le nostre decisioni, la nostra prospettiva di vita con quelle del nostro gatto. Sapete che il gatto gli vogliamo tanto bene, lui saltella dappertutto, o il nostro cane, però ha una caratteristica che noi sappiamo prima. La sua vita è molto più breve della nostra, perché noi siamo destinati a vivere tanto a lungo, noi viviamo tanto. E quindi abbiamo bisogno di prendere decisioni di lungo termine, molto diverse da quelle che dovrebbe prendere in teoria il nostro gatto quando pensa alla sua splendida vita, coccolati naturalmente da noi. Dobbiamo attribuire probabilità agli eventi minacciosi che possono impedire il raggiungimento dei nostri obiettivi di vita. Questi eventi minacciosi da cui dobbiamo difenderci. Questo vuol dire essere un pianificatore lungimirante, no? Ora io quando dico queste cose mi viene in mente mia mamma. Mia mamma purtroppo l'ho persa nel 2020, non di Covid, aveva 91 anni, si è ammalata ed è scomparsa. Però quando aveva 89-90 anni, lei ha rinnovato la sua ultima patente a 90 anni, guidava la macchina, soprattutto lucida. Quando mi vedeva un po' stanco, trasandato, magari la macchina un po' sporca, mi guardava e mi diceva: Ruggero, hai bisogno di qualcosa? Ok? Che regalo splendido, una mamma che dice al figlio a 90 anni se il figlio di 60 ha bisogno di qualcosa, dai, è meraviglioso, un regalo splendido. Per fare questo regalo a mio figlio, devo essere un pianificatore lungimirante, non è facile poter dire quando avrò 90 anni a Gianmarco, hai bisogno di qualcosa, fantastico, no? Ecco, questo è un tema su cui dobbiamo, come dire, in qualche modo dobbiamo pensare. Allora, con questa forza della pianificazione lungimirante, affrontiamo i pericoli di oggi. Sapete, qui ho preso qualche copertina dell'Economist che rappresenta un po', no, quello che accade, la guerra, l'inflazione, la crisi energetica, la situazione economica, la difficile ricerca dei rendimenti, perché l'inflazione sarà difficile da combattere, e poi le banche che ogni tanto ci fanno sempre preoccupare. Ora è caduto recentemente di qualche banca che un pochino ci ha fatto preoccupare. Le banche non
non mancano mai di essere sempre presenti nelle nostre preoccupazioni. La Germania è in difficoltà, la Cina è un altro tema che no, quella rallenta, poi è andata giù la borsa, le cose, tutte preoccupazioni, grandissime preoccupazioni, e poi purtroppo molte altre cose. E l'ultimo, qui l'economia che viaggia così bene anche se è un momento difficile. Insomma, è chiaro che noi percepiamo attorno a noi una situazione complicata da affrontare, però dobbiamo prendere delle decisioni. E adesso di quello di cui voglio parlarvi è proprio questo: come si prende una decisione di fronte, per esempio, a una cosa complicata che noi viviamo, che percepiamo come l'inflazione. Come prendiamo una decisione? Perché guardate che l'inflazione è un tema importante. Robert Shiller, che è un premio Nobel per economia nel 2013, un altro professore importantissimo, dedica un intero capitolo di un suo libro famoso alla illusione monetaria, cioè alla nostra incapacità di prendere decisioni tenendo conto dell'inflazione. Ma l'inflazione la viviamo sempre, tutti i giorni, anzi è stato un bene che in qualche modo ha fatto rivedere la sua testa. Ora guardate questo grafico, questa è l'inflazione americana, l'ultimo dato è stato quasi del 4% l'anno. Non è poco, è in diminuzione, poi qui possiamo fare tanti discorsi, ma non è questo il punto. Il punto è che il 3,9% anno di inflazione. Guardate in Europa, 3,3%, qui ci sono anche i dati di altri paesi, ma insomma ora non stiamo a perdere tempo. 3,9, 3,3 di inflazione annua. Guardate questo altro grafico, ora mi scuso, vi faccio vedere i grafici, e noi che ci occupiamo di queste cose, quando guardiamo un grafico diciamo che è bello, pensate un po', ecco, non credo che poi per voi sia la stessa cosa, però un grafico racconta una storia. Qui c'è una storia interessante che racconta questo grafico. Questo è un grafico dal 1950 fino ai giorni nostri, e in rosso c'è il rendimento a 10 anni dei titoli di Stato americani, il rendimento insomma dei BTP a 10 anni però, e in azzurro c'è l'inflazione. Cos'è normale che accada? Che la linea rossa è sopra la linea blu, il che vuol dire che io investo a un rendimento che è superiore al tasso di inflazione. Questo è importante, È sempre vero questo? Qualche volta no, non è stato così negli anni 70, nella seconda crisi petrolifera, e non è stato vero proprio nel periodo che abbiamo vissuto recentemente, nel 22. Oggi già è un pochino diverso, oggi qui il dato è aggiornato a ottobre, oggi è già un pochino diverso in America. In America è così. Quando i tassi di interesse sono inferiori all'inflazione abbiamo una perdita da inflazione, cioè investiamo a un tasso che è inferiore a quello che ci porta via l'inflazione. Questo è, direbbe un politico, inaccettabile, cioè, assolutamente inaccettabile. Pensate, no? Ecco, questo è quello che sta accadendo in Europa. I rendimenti reali, perché così si chiamano, rendimenti reali vuol dire rendimento nominale, quello che leggiamo sul giornale, meno l'inflazione. Se questo numero viene negativo, vuol dire che noi camminiamo in avanti, ma c'è un vento forte che ci spinge indietro. Per cui pensiamo di andare, dice beh è buono il 4%, e non è buono per niente se il vento è il 5%, scusa, se il vento è il 5% vai indietro, non vai avanti. Il tema della percezione, no? Il tema della percezione. Meno 1,03 anno, quindi ogni anno noi perdiamo l'1%. Porca miseria, non è bella notizia questa, giusto? Dobbiamo guardarla con attenzione, dobbiamo seguire con attenzione questo tema dei tassi reali, perché altrimenti pensiamo di respirare e il nostro patrimonio invece non respira. Questione di prospettiva, no? Guardiamo con attenzione. Cos'è l'inflazione lo sappiamo tutti, però riflettiamoci un momento. Con i soldi del 1970 compravo questa bella casa. 20 anni dopo la casa che compro è decisamente più bruttarella. Passano altri 20 anni e con gli stessi soldi compro un camper. Se va avanti così, a mio figlio consegno uno zaino con la tenda. Questa è l'inflazione. Perdita di benessere. Perdita di benessere, altro che benessere oggi e benessere domani. Qua benessere ieri e dopo mica tanto. Si sente freddo qua. C'è la tenda. Abbiamo perso benessere. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo avuto un rendimento reale negativo. Molti di voi si ricordano questa automobile, ovviamente quelli che hanno qualche
anno in più. Il Golfettino GT, no? E vabbè, qualcuno annuisce che evidentemente come me, insomma, questa macchina se la ricorda, vista oggi fa veramente tenerezza, è una cosa, è inguardabile, bisogna dire la verità. Però certo ai nostri tempi, nera, righino rosso, no? Pensate un po', 910 kg di macchina con 110 cavalli, oggi 910 kg è la gomma del nostro SUV, praticamente. Però splendida. Quanto costava questa macchina nel 1983? Sapete che questo non è, se la ricorda anche mia moglie che è qui, la Golfettina GT che l'abbiamo comprata insieme. Allora, quanto costava questa macchina nel 1983 non è importante. L'importante è, posso oggi comprare questa? Perché questa è la Golf GT di oggi. Allora, è più bella? Vabbè, questo naturalmente, però è sicuramente molto più sicura, è sicuramente molto meno inquinante, è sicuramente più potente, più spaziosa, no? Sapete che qui c'è il pedone che passa davanti a questa macchina e lei frena. Se il pedone passa davanti a questa, io direi che deve stare attento, giusto? Ecco. Quindi c'è maggior benessere. Vedete cosa vuol dire benessere? Il benessere vuol dire che io nell'83 mi compro quella, che è una splendida macchina, per carità, ma oggi mi compro questa, che è altrettanto splendida, forse più bella, più confortevole, più grande. Questo è il rendimento reale positivo. Noi dobbiamo avere per i nostri investimenti rendimenti reali positivi. Semplice. E sul conto corrente ci sono? E insomma, ecco, appunto. E questo è capite? Questo è il punto. Difficile per certi aspetti, ma facile per altri, no? Ma molto facile per altri. Ora è chiaro che il nostro reddito, si dice, deve essere difeso dall'inflazione e va bene, ognuno si arrangerà. Come si fa a ridifendere il reddito dall'inflazione? Non lo so, se uno è un lavoratore dipendente la difesa non è agilissima, magari un professionista in qualche modo forse, il mercato consentendo, si può difendere il reddito, ma non è questo il punto. Il punto è difendere il nostro tesoretto dall'inflazione, perché noi abbiamo un tesoretto, uno stock di risparmio che abbiamo messo da parte da tanto tempo e che serve per il nostro benessere futuro. Quel tesoretto dobbiamo difenderlo dall'inflazione, perché altrimenti perde il suo valore. Non possiamo accorgersene dopo che è arrivata la notte e fa freddo, lo sappiamo prima. Non dobbiamo fare in modo che il nostro tesoretto perda. Cioè, se oggi noi alziamo il tesoretto e vediamo sotto dell'umido, che succede? Che succede l'inflazione. Prima che sia troppo tardi bisogna intervenire, giusto? Ecco, allora questa è un po' la riflessione che volevo fare adesso su questo tema. Noi abbiamo in comune almeno 20 anni di scelte di investimento, almeno 20 anni che prendiamo decisioni di investimento, sono 20 anni che decidiamo. Io per esempio mi ricordo che nel 2001 ho fatto una scelta importante, ho fatto il mio fondo pensione, pensate nel 2001, so già oltre 20 anni che questo affare va avanti. E di lì poi risparmio dei soldi, investo dei soldi, risparmio dei soldi, investo dei soldi. Molti di voi sono 20 anni, oltre 20 anni che risparmiano, investono, per forza. No, è per forza che facciamo così. Abbiamo in comune 20 anni di scelte di investimento, sono gli ultimi nostri 20 anni. E quindi ognuno ha questa esperienza. Adesso a me interessa comprendere l'esperienza di altri che come noi hanno fatto scelte di investimento per 20 anni, ma in periodi diversi. Per cui invito in questa sala, che tanto è grande, un po' di persone che hanno questa esperienza dal 1925. Comincia a entrare la persona che ha cominciato a investire nel dicembre del 25 e ha finito nel dicembre del 45. Poi gennaio 26, gennaio 46 e poi abbiamo febbraio 26, febbraio 46 e entrano, ogni mese entra qualcuno che ha 20 anni di esperienza di investimento in un periodo diverso dal nostro. Così abbiamo tanta esperienza in questa sala e possiamo probabilmente imparare qualcosa. Vediamo un po' che cosa è successo. Ci dividiamo adesso in 3 gruppi. Il primo gruppo è il gruppo di quelli che hanno comprato solo roba sicura a breve termine, i bot.
certificati di deposito, bot, buoni postali, cose sicure a breve termine. Siamo in tanti, non solo tra di noi, ma se guardiamo nel passato sapete che ci chiamano i bot people. Ecco, diciamo che siamo un bel po' a aver fatto questa cosa. Poi c'è un secondo gruppo che è quello di coloro che hanno fatto le obbligazioni, i titoli di Stato, i buoni postali fruttiferi a più lungo termine, le obbligazioni bancarie, queste robe qua. No? C'è anche tanta esperienza di questo tipo, sì, no? Secondo gruppo. Terzo gruppo lo chiamiamo il gruppo dei pazzi furiosi. Cosa hanno fatto questi qua? Hanno comprato le azioni. Sono meno, ma ci sono anche loro. Adesso ciascuno di noi si metta nel gruppo che sente più vicino. È chiaro che non abbiamo fatto solo una cosa, però magari qualcuno si sente più vicino a quelli dei bot, qualcuno più a quelli delle azioni, qualcuno a quelli delle obbligazioni. Io per esempio il mio gruppo lo conosco, Gabriele il suo gruppo lo conosce, secondo me. Ognuno siamo in un gruppo, ognuno di noi è in un gruppo. Bene, vediamo questi dati. Scusate, qui è rimasto l'inglese. Monetario, obbligazionario, azionario. 3 grandi gruppi. Monetario, obbligazionario, azionario. Giusto? Bene. Mediamente, tutti questi in sala, mediamente, chi ha prato monetario ha preso il 3,33% medio annuo, chi ha comprato obbligazionario, diciamo il 3, il 5 e il 10. Facciamo prima. 3, 5, 10. Numeri facili. Vi stupisce? No. Le azioni rendono più delle obbligazioni che rendono più del monetario. Normale. Non è che c'è nulla di strano. Però, c'è un però. Un giorno siamo andati da Gabriele. E aveva detto, Gabriele, ho dei soldi da investire. E lui ci guarda e ci dice, lo vuoi rendimento? E diciamo, beh certo, sono qui apposta, certo che voglio rendimento. Sai perché in finanza esiste una regola. Tu lo vuoi rendimento? Certo che voglio rendimento, sono qui apposta. Beh sai, per avere rendimento tu devi rischiare. Lo vuoi rendimento? E dici, beh insomma, già un pochino, no? Sì, però no, non esageriamo. Per avere rendimento tu devi rischiare. Secondo me voi la prima cosa che avete pensato è quanto è brutta la finanza. Cioè non c'è un altro modo per investire i propri soldi. Ma guardate che è vero, guardate qui questi numeri. Lasciate perdere come vengono calcolati, non importa. Questo è il rischio. Quasi niente nel monetario, un po' più alto nell'obbligazionario, ma molto più alto nell'investimento azionario. Vedi? Più rischio, più rendimento. È normale, è così. Peccato che il rendimento è un concetto di lungo periodo e il rischio è un concetto di breve periodo. E qui cominciamo a capire perché è così importante mettere le mura attorno a Monteriggioni. Perché se ci confondiamo, qua cominciamo a sbagliare. Il rendimento è un concetto di lungo periodo. Il rischio è un concetto di breve periodo. Ve lo dimostro. Alzi la mano. Tra tutti questi che sono qua dal 1925, ci siamo anche noi, alzi la mano chi ha perso dei soldi dopo 20 anni comprando il monetario. Questi mi guardano malissimo e dicono, scusi, lei non ha capito niente, ma io ho comprato roba sicura, cioè come posso aver perso dei soldi? No, ma era solo una domanda retorica. Infatti non ha perso dei soldi nessuno. Adesso chiedo a tutti quelli delle obbligazioni, alzate la mano se avete perso dei soldi dopo 20 anni. Anche loro mi guardano malissimo, ma io ho comprato il BTP ha 10 anni, l'ho rinnovato, ho preso le cedole, ma come posso aver perso dei soldi? No, tranquillo, era una domanda retorica, volevo solo... nessuno alza la mano, ok, d'accordo. Adesso chiedo ai pazzi furiosi, quelli che hanno comprato le azioni, di alzare la mano se hanno perso dei soldi. Non alza la mano nessuno alza la mano. È interessante. Facciamo una cosa, chiamiamo sul palco il più sfortunato. Dai che c'è il più sfortunato, speriamo di non essere uno di noi, ma c'è il più sfortunato, giusto? O voi che avete comprato monetario, lei, gennaio del 31, cioè, che ho fatto? 0,421 medio anno per 20 anni. La media ha fatto 3, Questo vuol dire che circa la metà dei presenti ha fatto più di 3, lui poverino ha fatto 0,42.
che sfortuna, il più sfortunato di tutti. Beh dai, facciamolo salire, gli facciamo un applauso, poraccio, che effettivamente un po' sfortunato è, quindi si mette qui, poi facciamo un grande applauso. Adesso facciamo salire il più sfortunato delle obbligazioni. Venga lei, maggio del 50, che ho fatto? 0,46 medio anno per 20 anni. Pensate, la media ha fatto 5 circa, la metà ha fatto più di 5 e lui ha fatto 0,46. Anche lui bello sfortunato, lo invitiamo sul palco, i due si guardano, si danno la mano perché effettivamente hanno qualcosa in comune, la sfortuna. Adesso chiamiamo sul palco il più sfortunato dei pazzi furiosi. Venga lei, agosto del 29. Ora, agosto del 29, ragazzi, ma proprio le azioni dove comprare in agosto del 29, no? Che sfortuna incredibile. Venga lei qua. Lei ha fatto l'1,89 medio anno per 20 anni. La media ha fatto 10, la metà ha fatto più di 10 e lui porino l'1,89. Anche lui sale abbastanza triste, si mette qua e lui guarda gli altri due. E gli viene istintivo un gesto, non so se... no? Oh, io sarò stato pure sfortunato, ma ho fatto 4 volte il vostro rendimento, giusto? Che strano questo rischio, no? Vedete come la prospettiva cambia? Cambia in funzione naturalmente di un orizzonte temporale di investimento. Però vi ho ingannato. Perché cosa c'è scritto qua? Rendimenti nominali, lo dico soprattutto per chi è più lontano che magari non li vede. I rendimenti sono nominali e noi invece dobbiamo guardare con attenzione non i rendimenti nominali, ma quelli reali. Ah, bravissimi. I rendimenti reali, siete attenti, i rendimenti reali, perché noi vogliamo capire se veramente andiamo avanti, non se andiamo avanti mentre andiamo indietro e non ce ne accorgiamo. Rendimenti reali, e questi sono quelli nominali. E tutti mi guardano dicendo, come si fa? Voi ve lo ricordate qual è stata l'inflazione media degli ultimi 20 anni? Quanto sarà stata? Boh, chi lo sa? E chi ci ha guardato? E invece è importante. Importantissimo, ve lo dico io, 2,5% medio anno, 2,5%. Quindi o abbiamo avuto un rendimento superiore al 2,5% negli ultimi 20 anni, oppure siamo andati indietro, perdendo benessere. Perdendo benessere. E quindi altro che golf, abbiamo comprato la motoretta, accidenti. No, allora, come si fa a calcolare il rendimento reale? Molto semplice, adesso lo distribuisco un fogliettino a tutti i presenti, così come ho detto a voi del 2,50, a quelli del 25, a quelli del 26, del 36, gli do il fogliettino con l'inflazione dei loro 20 anni. Così adesso abbiamo tutti in sala persone consapevoli del rendimento reale dei propri investimenti. Volete vedere dei numeri? Certo. No? Ecco, guardate. Rendimenti reali. Questi sono aggiornati al gennaio del 24, sono aggiornati all'ultimo mese. Buone notizie, investire sui mercati finanziari mediamente non è sbagliato, è giusto, perché il rendimento reale è positivo, quindi il mercato finanziario ti aiuta. Certo, è ovvio che il rendimento reale più grande lo trovi sul mercato azionario, su questo non c'è alcun dubbio, no? Però, c'è un però, il rischio. O voi che avete comprato monetario, alzi la mano chi ha perso dei soldi dopo 20 anni. Alza la mano il 32% dei presenti. Il 32% dei presenti mi dice ho perso i soldi in termini reali. Adesso faccio alzare la mano a quelli delle obbligazioni. Alzi la mano chi ha perso dei soldi comprando obbligazioni dopo 20 anni in termini reali. Alza la mano il 42% circa dei presenti. 42% mi dice io ho perso dei soldi. In sala c'è anche mia mamma. Sì, perché mi ha raccontato che nel 1972, lei era del 29, quindi nel 1972, ha comprato delle obbligazioni, le Enel 72,92, 7%. 7% di rendimento. Voi potete immaginare cos'erano 5 milioni di lire del 1972 e cos'erano 5 milioni nel 92. Non è stato un investimento, è stata una tragedia. Non c'è niente da fare, Già. Adesso faccio alzare la mano a tutti i pazzi furiosi. Alzi la mano chi ha perso dei soldi dopo 20 anni. Non alza la mano nessuno. Nessuno alza la mano. Interessante.
Interessante. Ora io non voglio chiamare sul palco i più sfortunati perché vorrei evitare il suicidio, quindi lasciamo perdere. Però sono curioso dell'esperienza di investimento del più sfortunato. Pensate, 0,55 medio annuo per 20 anni in termini reali. Lui ha iniziato l'investimento nel febbraio del 62. Mi dica, mi racconti la sua esperienza. Lui diceva, guardi, è molto semplice. Io ho messo da parte 100.000 euro nel febbraio del 62 per comprare la casa a mio figlio. Dopo 20 anni ho comprato la casa a mio figlio. Anzi, per la verità, ho messo da parte una casa di 100 metri quadri e dopo 20 anni gliel'ho comprata piccola, 110 metri quadri. Rendimento reale. Lui è il più sfortunato di tutti. Qui c'è gente che ha comprato 7 case ai figli, 10 case ai figli, perché hanno avuto rendimenti reali molto più alti. Lui, poverino, il più sfortunato di tutti. Solo una casa, ma un pochino più grande. Perché? Perché ha avuto un rendimento reale positivo. Allora voi capite che per raggiungere questa missione, che è la nostra grande missione, quella di distribuire il benessere in ogni fase del nostro ciclo di vita, Vita Natural Durante ci ricorda solo un dettaglio, che non siamo immortali. Vabbè, insomma, questo però è un dettaglio, insomma, è una cosa inutile. È importante, in un'ottica complessiva di tipo transgenerazionale, vuol dire pensare anche alle generazioni attuali, i nostri figli, e intergenerazionali, magari anche a quelli quando noi non ci saremo più. È una missione importante, una missione difficile da raggiungere, però è una missione evidentemente di lungo termine. Richard Thaler, qui in una immagine tratta dall'Economist, è un premio Nobel che del 2017, che parla di finanza comportamentale e ci dice che noi, per prendere delle decisioni importanti sul nostro benessere, da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di un architetto delle scelte. Abbiamo bisogno di un architetto delle scelte, di qualcuno che ci aiuti a prendere delle decisioni importanti, a non vedere salite dove invece sono discese, a non aver paura ma essere prudenti, a essere disciplinati invece di essere indisciplinati. Ma va, cammina, fai 10.000 passi al giorno, sempre le stesse cose, dice Gabriele, non è che dice diverse, Dice, quanti passi al giorno hai fatto? Oggi c'è anche le app che te lo dicono. Oggi non hai fatto 10.000 passi al giorno. Accidenti. Avrei dovuto farli, sì, per il tuo benessere, molto semplice, no? L'architetto delle scelte. Quindi, quali sono i comportamenti performanti che noi dobbiamo chiedere a noi stessi di fronte alle nostre scelte finanziarie? Beh, di tutto questo pasticcio qua, guardate solo 2 numeri. 8 anni e 4 anni. Qui ho fatto l'ipotesi di una persona che ha 500.000 euro da parte e guadagna 50.000 euro l'anno. È un'ipotesi qualunque, naturalmente, no? Ecco, questo vuol dire che i suoi soldi messi da parte oggi valgono 8 anni. Fra 5 anni, con l'inflazione al 5%, questo patrimonio vale 4 anni di vita. Si dimezza. Inaccettabile. Come possiamo fare per risolvere questo problema? È molto semplice. Molto semplice. Investire. Investire, ma dobbiamo investire bene, perché 8 anni devono rimanere 8 anni. Dobbiamo investire bene. Investire bene. Questa è la faccia che stiamo facendo in questo momento. Cioè, investire bene. Cioè, che vuol dire? Dove? In banca. No, ti guardano con degli occhi, ma sei impazzito, no? Investire bene. Beh, investire bene in che cosa, ma soprattutto come. Investire bene in che cosa e come. Sono 2 cose importanti. In che cosa, ve l'ho detto, ci tocca investire là dove abbiamo più paura. Dobbiamo investire nelle azioni. C'è niente da fare. Perché? Perché le azioni sono il motore di lungo termine dei nostri rendimenti reali. Tutti i nostri soldi in azioni. C'è Gabriele che qua prende e ci insegna quante azioni avere in funzione dei nostri obiettivi, delle nostre età, eccetera, eccetera. È il suo mestiere, il suo lavoro e ovviamente io mi inginocchio e chiedo a Gabriele quanto posso avere di azioni. Io applico la regola all'americana 110 meno l'età, a occhio,
E quindi quante azioni avere in portafoglio? 110 meno l'età. È semplice, dai. Mio figlio 100%, chiaro. Io un po' meno, purtroppo, perché purtroppo se avessi 30 anni avevi più di azioni, è chiaro. Purtroppo tra gli effetti dell'invecchiamento c'è anche il fatto che il mio portafoglio deve avere meno azioni e sono triste per questo, così come sono triste quando vado a correre e mio figlio ovviamente corre più forte di me, c'è niente da fare, cioè è matematico, evidentemente. Già, ma le azioni oscillano, tentennano e traballano mentre salgono nel tempo, quindi ci fanno paura. Perché oscillano, tentennano e traballano? Perché accadono cose, io qui ho preso le copertine dell'Economist che fanno vedere le cose che accadono cose e queste cose spaventano. I mercati oscillano, tentennano, traballano pericolosamente mentre salgono nel tempo. Pensate, questa è la pandemia. Pa-bum! Il mondo è chiuso e i mercati in poco tempo bruciano miliardi. Ma quali bruciano se dopo qualche mese sono tornati ai livelli di prima? Non li hanno affatto bruciati, assolutamente no. Certo è stato un momento difficile, le autorità monetarie, qui possiamo aprire un grande dibattito ma il fatto è questo però. Non ci dobbiamo spaventare. Certo che eravamo spaventati alla pandemia, ma quella era una roba. E poi c'erano i nostri soldi, quello che fanno i mercati lo sappiamo. Questo è il periodo di oggi. È aggiornato al 20 febbraio, a 2 giorni fa. Beh, vabbè, a un certo punto, nonostante una serie di cose, quella faccia lì, questo profilo ce lo ricordiamo, purtroppo qui c'è questo, c'è la Cina, ci sono un sacco di cose che insomma sono andate così e così, e i mercati hanno fatto questa... Il destino però era segnato. Mentre li vedi scendere, già pensi a quando tornano su, perché è ovvio. Non c'è nulla di misterioso in tutto ciò. Basta essere prudenti e sul punto, naturalmente, ci torniamo tra un attimo. Però alla fine là siamo. 4.975, eravamo il 29/12/21 a 4.793. Questo vuol dire che non possono tornare su? Ma no, certo che tornano giù. Oscillano, tentennano, traballano, quindi possono tornare giù, poi tornano su. È chiaro che però salgono nel tempo e questo ci aiuta. Perché è così difficile che noi siamo tranquilli quando investiamo in azioni? Perché le azioni passano la maggior parte del loro tempo in perdita mentre salgono. Io ho fatto questo conto. Questi sono gli ultimi 20 anni, 2 giorni fa. Questo è il mercato azionario americano. Rendimento medio, senza considerare le cedole, 7,50. Col 2,50 di inflazione direi che ci siamo. E guardate che questo non è un gran numero, perché avete visto prima, la media fa 10, cioè le persone che sono ancora qui, quelle del 25, diranno vabbè, io ho preso di più, ho capito, è successo, è chiaro, perché il nostro ventennio non è stato, cioè è successo di tutto, cioè non so se abbiamo presente quello che, cioè sicuramente abbiamo presente, non è mica stato un ventennio facile, mamma mia, c'è successo di tutto. Però, nonostante tutto, alla fine il rendimento reale è positivo. E questa è una splendida notizia. Però, per ottenere questo risultato, che cosa è successo? È successo che su 5.219 giorni, che sono i giorni di questo ventennio, pensate, 4.738 giorni, il mercato era giù. Come va il mercato male? Nel 91% dei casi avremmo risposto male. E quindi se applicate la regola che le perdite contano il doppio dei guadagni, è un disastro, male. Pensate, solo 481 sono i giorni in cui avremmo risposto, i mercati vanno bene, 481 giorni. Insomma, il mercato azionario è come un vecchio amico, scorbutico, scontroso, spesso lo incontriamo, ci manda a quel paese, qualche volta ci molla anche un ceffone. E voi dite, ma io devo avere un amico così? Sì, perché ogni tanto ti incontra e ti fa dei regali splendidi. Conviene averlo come amico? Dobbiamo conoscerlo. È così, questo è il suo carattere. E con questo carattere noi riusciamo a conseguire i nostri obiettivi. Se vi faccio questa domanda, quando è meglio investire in azioni? Beh, io direi sempre, ma soprattutto dopo che hanno perso. Questo non ci sono dubbi. E siamo tutti d'accordo,
tutti d'accordo. Certo, non bisogna comprare le azioni dopo che sono salite, bisogna prenderle dopo che hanno perso. E infatti noi, Gabriele ci dice, è il momento di comprare le azioni. Adesso? Proprio ora? Ma non è meglio aspettare? Certo, aspettiamo. Abbiamo aspettato tutto il 22, poi abbiamo aspettato tutto il 23 e adesso dice, ma è quasi quasi un corno. No, sono 2 anni che dovresti comprare le azioni, giusto? Capite che è strana questa cosa? Guardate, stasera vi riempo di numeri. Ho preso l'indice americano dal 31-12-63 al 2024, l'altro giorno. Sono 15.699 giorni. Ho messo in ordine dal miglior giorno al peggiore e ho preso i primi 20 giorni migliori. Questi sono i 20 giorni migliori. Pensate, questo è il risultato di un giorno più 11,58 in un giorno solo. Li ho messi in ordine, sono i 20 giorni migliori. Ora è importante vedere quando ci sono i giorni migliori. In rosso ci sono le epoche più lontane, in verde le più vicine. Cominciamo dal 1987. Qualcuno di voi si ricorderà il lunedì nero del 1987. Giorni migliori. Poi abbiamo il 97, il default della Russia e dell'Ucraina, una coincidenza strana, ma insomma. Poi dopo il 97 abbiamo il 2002, la bolla speculativa, Tiscali, qualcuno si ricorderà queste cose, il 2002. Poi abbiamo, dopo il 2002, certo, la collezione del 2008, la crisi finanziaria del 2008, il fallimento di Lehman, periodo terribile. Poi dopo il 2008 abbiamo il 2020, la pandemia. Certo, c'è la pandemia, guardate, la pandemia è al 3° e al 4° posto tra i migliori giorni negli ultimi 15.690. E poi troviamo anche il 2022, quello che abbiamo vissuto recentemente. I giorni migliori sono nei periodi peggiori. I giorni migliori sono nei periodi peggiori, c'è niente da fare. Proprio quando noi, il nostro vecchio amico, non vogliamo nemmeno incontrarlo lontanamente, è lì coi soldi che te li vorrebbe dare. Ma noi alla larga ci stiamo, perché non vogliamo quell'amico incontrarlo, perché è un terribile. Ecco, i giorni migliori sono nei momenti peggiori. E allora quando vediamo giornali in caduta alle borse di tutto il mondo, banche centrali e inflazioni affondano le borse, qui siamo naturalmente nel corso del 2022, borse a picco, euro ai minimi, azionari ai minimi storici, prepariamoci perché arriva una notizia come questa. Ecco perché Wall Street chiude il miglior mese dal 76, nonostante Big Tech e Fed. Siamo il 31 ottobre del 22. Noi eravamo terrorizzati. Nel 22 terrorizzati. È ottobrata anche in borsa. Piazza Affari mette a segno un recupero del 9,70, Dow Jones da record. E questi sono i momenti in cui queste notizie escono. Allora, una delle cose che è più banale e che il nostro consulente finanziario ci aiuta sempre a ricordare è che noi abbiamo una caratteristica simpatica. Risparmiamo tutti i mesi e tutti i mesi dobbiamo investire i nostri soldi. Non che risparmiamo tutti i mesi, li teniamo sul conto, poi all'improvviso andiamo da Gabriele con 100.000 euro e diciamo ho 100.000 euro da investire, come se fossero arrivate, a parte l'antiriciclaggio che uno deve chiedere da dove vengono, ma 100.000 euro da investire come se fosse scesi dal cielo. Quelli sono i 100.000 euro che abbiamo risparmiato negli ultimi X periodi, per forza. Ogni volta che risparmi dovresti investire. Se avessimo fatto questo negli ultimi 20 anni, immaginiamo di fare $1.000 al mese o 1.000 euro al mese negli ultimi 20 anni, è tanto e poco, ognuno ovviamente può mettere 100, 500, 10.000, che ne so, può fare quel che vuole. Beh, abbiamo investito 240.000 euro e ne abbiamo 676.000 dopo 20 anni. Ricordatevi questi numeri, perché adesso facciamo un patto tra di noi. Ricordatevi questo numero, 676. Facciamo un patto. E il patto è questo. Noi investiamo $1.000 sempre, tutti i mesi, perché questa è una regola ferrea. Ogni mese, qualunque cosa accada, qualunque cosa accada, $1.000. Quando però il mercato perde
più del 10%, 2.000, raddoppiamo l'investimento. Quando perde più del 20%, 3.000. E se siamo fortunati e perde più del 30%, siamo fortunati, 6.000. La mitraglia praticamente. 6.000. Chiediamo a noi stessi un comportamento straordinariamente difficile, quello di investire quando leggiamo sui giornali disastro, bruciati. No? Questo è il senso. Che cosa accade se facciamo questo patto? Accade 1.314.338. Non male. Non male. Vedete? La regoletta è questa. Ovviamente è una regoletta che bisogna poi rispettare, è solo uno stimolo a riflettere, non vuole essere un consiglio dell'acquisto, per carità, ma diciamo che è una riflessione di questo tipo. Allora, quando noi leggiamo questa notizia, 9 ottobre del 2023, no? Bruttissima notizia, orrenda notizia, che purtroppo ancora la vediamo, ma questo è l'aspetto terribile di quello che l'essere umano è in grado di fare. Lasciamo perdere. Per un momento pensiamo ai nostri soldi. Abbiamo visto questa notizia, balza il petrolio, Wall Street apre in calo, sapete che questo è un momento difficile. Bene, questi 2 mesi, 30 settembre, 31 ottobre, il mercato ha fatto meno 10, meno 12. E noi cosa abbiamo fatto? Ovviamente abbiamo investito 2.000 euro invece di 1.000 euro, perché questa era la regola. E infatti che cosa è successo? È successo che è stata una buona idea. No? È banale, è come dire tutti i giorni mi alleno. Se tutti i giorni mi alleno, ma sto meglio. È certo che stai meglio, è ovvio. Devi allenarti tutti i giorni, fai il tuo allenamento e questo è un allenamento che ci porta a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi per chiudere, e vi ringrazio per l'attenzione che sto vedendo, grazie della vostra cortesia, ma chiudiamo. Cosa dobbiamo fare innanzitutto? Puntare alla massima diversificazione. Questa è la cosa più banale. Guardo Gabriele che dirà, ma questa è una banalità. Sì, è una banalità, ma ognuno di noi investitori deve ricordarsi che deve diversificare, perché la diversificazione è il nostro essere prudenti. Il mercato oscilla, tentenne, traballa mentre sale nel tempo è una frase che vale solo per gli portafogli diversificati. Per tutti gli altri no. Però è una frase importante. Gli altri oscillano, te ne traballano e non sai se tornano su. E insomma, quello diversificato oscilla, te ne traballa, ma va su, che è una cosa completamente diversa. La massima diversificazione è assolutamente importante, è vitale, è la nostra prudenza. E quindi noi, clienti di Gabriele, siamo senz'altro prudenti, perché siamo senz'altro ampiamente diversificati. Perché è la regola di sopravvivenza. Dobbiamo ribilanciare sistematicamente, non dobbiamo lasciare le cose come stanno, dobbiamo intervenire sul nostro portafoglio per mantenerlo sempre in equilibrio. Ribilanciare è un termine tecnico, ma vuol dire sostanzialmente prendersi cura del nostro portafoglio in modo opportuno. Naturalmente, dopo aver perso tanto sulle obbligazioni e contemporaneamente tanto sulle azioni, nel 2022, oggi è il momento di ripensare a un investimento che sia, come si dice, bilanciato, dove le azioni e le obbligazioni sono insieme. Se ci mancano le azioni dobbiamo senz'altro metterne di più, c'è niente da fare, è il motore e quindi il motore bisogna averlo, e questo vuol dire che tutti i flussi di risparmio, ovviamente ciascuno in funzione del proprio orizzonte temporale, del proprio obiettivo di investimento, ma qui il professionista ci deve fare questa analisi per farci fare le cose giuste, noi investiamo in modo progressivo in mercati azionari. Vi faccio vedere questo articolo del Sole 24 Ore in cui mi è stato chiesto un parere, siamo nel febbraio del 2023, cosa bisogna fare, ma non vi faccio vedere questo articolo perché lui scrive sul Sole 24 Ore, no, per dirvi che quello che vi sto dicendo, non lo sto dicendo questa sera perché siamo insieme, lo sto dicendo ed è pubblico, cioè sono cose che dico sempre, sono cose che dico costantemente perché sono cose nelle quali credo. Ecco, io spero che a questo punto il bimbo di prima, quello un po' perplesso, sia diventato un bimbo sorridente. Io purtroppo
devo ricorrere a foto di bimbi pescati su internet, perché sapete l'ingegnere di 33 anni, ecco, l'ingegnere di 33 anni con la compagna di 31 mi dicono è ancora presto. Vabbè, grazie dell'attenzione. Spettacolo. Allora, Matteo, se ci fai compagnia sul palco, se sali. Ecco, io farei ancora un altro grande applauso a Ruggero perché è sempre incredibilmente coinvolgente. Applauso a voi che avete avuto pazienza. Eccoci. Beh, grazie davvero, grazie davvero a nome di tutti, siamo rimasti incollati con lo sguardo al palco e penso che ognuno abbia imparato qualche cosa questa sera di cui può fare tesoro. E io penso che come noi siamo stati deliziati questa sera dalla tua conferenza, domani mattina i 200 quasi studenti che saranno qui penso che rimarranno altrettanto colpiti e facciamo davvero un bel servizio a offrire anche a loro questa cosa. Grazie ancora e grazie a tutti.